L'orsun Kirkandi a predar portada sos omines che custu manzano in Sachentu 31 a pacos chilometro de Nugor a pacutrettu desi svinculu pro Macumele an chircau de robare un furgone portavalorese. Una vaina che non liseste resistia a Casorbandiosa na bloccausa carreggiata pro andare Carabasanta, mentre su furgone scolau a Saterala Calannugoro. Su piano sti scattau a ora desasotto de Manzano, cando du Orbandiosa na virmau una panda guidata da un pensionau che l'hanno fatto valare, han posto su mezzo dei lucradis in su cammino e l'hanno posto vocu. In prusa ne sparghinau cravos in s'asfalto pro firmare su furgone brindau, ma non l'eseste sia soddo a Sorbandioso, su furgone si lati scampada e sì che sun depior fughire a mano si scuttasa. In penso da us allarmi a su locus un supria sa spattugliar desa polstrada, desi squadra mobile desa questure desos carabinerisi, sos pompierisi che han istuttau su vocu desa panda, este decollau vinzas un elicottero desa polizia. Pro como desorbandioso non si schinnudda. In Sachentu 31 custu manzano si è formato una bette filera de macchinas e su traffico l'hanno deviao pro permettere a sar forzar desordine de vachere sorrilievoso e dare tempus a sanas de bonificare su camino. Sos inquirente sono traballande pro comprendere bene commente sono andata sas cosas e pro accattare cali si sia tindittu pro poter scassare sorbandioso. Su campus universitario in sa ex artiglieria e su Museo des Identidad in sa ex Museo Galisai hanno essere argomento di un intervento del su gruppo consigliare des UPD che come este a sopposizione. In una nota si legge che in accabo e annus aggiunta a pigliaro avrà un finanziamento di 15,8 milioni di euro pro caccabare su campus, mentre se aggiunta guiata dai su sindico Andrea Sordu che in una delibera del su decchiotto de Natale del su 2015 ha approvato su progetto preliminare des ostraballos in sorfravicor de destinare a cursor de laurea universitarios pro 3.720.000 euro che pertoccano a ex artiglierie su campus universitario. Soscussizzeri des UPD ammentano che sono due progetti strategici varauso da esaggiunta de centro-sinistra e critica ormeda da esaggiunta in garriga oia in sintesi desa campagna elettorale. Soscussizzeri di opposizione sottolineano che la volontà dell'amministrazione è discussa ad empreare sul finanziamento a piacere, ma non lo può vachere. Siamo scontenti che sos progetti validos e de profetto pro sa crescita desa comunità de nostra arriben a comprimento. Siamo urbiende che la politica nostra de sviluppo desa città sono andando da innantisi, iscrivene sos cussizzeri PD, e pro come non andate in porto sa punna de torrare nugora una vidda. In sa questione des universidade, in sa nota si leghete che l'unico cambiamento fatto pro come sti stau a mudare su commissario di su consorzio e sa punna de bloccare sa fondazione. Sos cussizzeri PD concluni che si spera che su modu de vachere vidu pro su Museo des Identidade su campus non pertocchete a teras questioni strategiche che accussar de su palazzetto desi sport, anfiteatro e sa galleria de Mughina. Si spera este che sorsinzaller de mezzoru, mancari galudebilese, bidos in sos ultimos meses e in Italia, arriben in Sardegna puru, e che in custanimus os commercianter de su comparto modas una manian de sul ribassor dei verru che hanno a cominciare su chimbe de Iannariu. Este su chiesita a campo de un'analisi de mercato promovia da Confcommercio Sardegna e CDC e Partners. In Sardegna si previdito un mezzoru de 1,2% rispetto a s'anno passau, che in un'ispesa media a famiglia de 307 euro, mentre a livello nazionale si previdito un mezzoru de su 3% rispetto a su 2015 che non spesa media a famiglia de 346 euro. In attonzu su tempur buono non ha tazzo da usar vendidas e sos operadores commerciales non ha potuto vendere pinzos e scarpas plus pesantes, iscrivete in una nota Agostino Cicalò, presidente regionale desa Confcommercio. Come sos imprenditores e de su settore sperano che sul ribasso solir facano balanzare carchi cosa pro azzudare un mezzoru. Bicherene sinzaler forte e concluiti Cicalò e politicas che azzudano esos consumos in sarbustecas desor centro nostros. Secondo la Confcommercio, sos operadores hanno deciso di cominciare sul ribasso chi ni scontor de 30-40% pro aumentare plus addennantisi e arrivare vinzas a su 70%. Pensiamo che su provvedimento nostro sia tale zittimu, che la Sardegna è una regione a statuti speciale e dunque ha facoltà de prena de modificare le aliquotas IRPEF e IRAP. Pro la regione a statuto ordinario è proibiu, ma non procussas in piano de rientro pro la sanità che a sa nostra. Estesa risposta dell'assessore su bilancio Raffaele Paccia a sas accusas a chi li va che ex governatore Capellacci Custumanzanu, che ha sottolineato come aumento desa tassas è contrario a sa disposizione
desa legge de stabilidade. No intame sì che l'assessore Paci s'esperienza nos imparata che su diritto esa normas non sono una certezza matematica e dunque si su governo di asseiare principios de legittimitade tanto a avviare un confronto pro arrivare a una decisione compartia. Prosu che per toccata si spesa sanitaria Paci sottolinea che a postir de anno de spesa vora de controllo sa giunta pigliaro a avviare un piano de risanamento severo pro tornare a postus scontos. Custo sun sorfattoso, su resto sono pezzi polemicas a luttas dai chi ha governato prochimbannoso, caionande su disaccatto che come amo su dovere de tornare in surcu a garanzia de totus os cittadino sardoso ata concluiu Paci. Secondo Cappellacci, est una vergonza manna che sos sardoso sia nasos unico cittadino dei Stato italiano a non poter godire da esuchi previditi sa legge de stabilidade. Finza che in Sicilia, in sa legge de stabilidade, concluiti Cappellacci, ha ricevuto 900 milioni, meda de più de su chi este toccao a sa Sardegna, pro adeguamento de sa norma de attuazione de statuto suo a sar modificas fattas a sar legislazione tributarias. In Sardia scoladas, in Medasa, in particolare des opposizione in Cussizzu regionale e des organizzazioni sindacales, hanno protestato che in finanziarias aggiunta pigliaro a posto paco dinare prosoccupazione e si sviluppo. In sa questione sti intervenius assessore regionale de Sutraballo Virginia Mura, che risponde a sas accusas. Sorfundos o prosoccupazione non sono in pericolo, che in sa programmazione unitaria sa giunta regionale ha dedicato a sas politicas attivas pro Sutraballo dinare meda, su bonu fundos europeos. E non va problema manco pro li spendere costu dinare, natas assessore Mura, pacardier fachet e di fattis sta ribada sa nova che grazie a su traballo fatto in su 2015 bata più un avanzamento in sa certificazione desi spesa desor fundor de support Fondo Sociale Europeo 2017-2013. Per un allarme si chitis assessore Mura, ma sa volontà de desaggiunta regionale è scussa desichire che in impinno su traballo, pro mezzorare sempre de prusu sa situazione in Sardegna. E sordattoso de su mercato de su traballo, pubblicato da Sistat, nos incoraggiano a concluiti assessore Mura, sinzalande chi in sa regione nostra una la minima nasor disoccupaoso, bindi chi mizza in manco, chi un tasso de disoccupazione, chi colata da esu de che 9,1 a su 6,7, a satera cresce nesosoccupaoso che arrivano a 20 chimbe mizza, chi un aumento de su 4,5%.